Benvenute e benvenuti alla puntata settimanale di Equilibri Umani. Sono Patrizia Landini, qui con voi per esplorare insieme il benessere, la salute olistica e la crescita personale. Oggi ci immergeremo in riflessioni e spunti che possono aiutarci a trovare armonia e serenità nella vita di tutti i giorni. Vi invito al nostro podcast, dal quale potete ascoltare le puntate di Equilibri Umani in Amazon Music, Spotify, YouTube Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Deezer e Heart Radio. Grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio ed essere parte di questa bellissima comunità del benessere. Iniziamo allora subito con il sommario e i temi che tratteremo. Il potere dell'assertività. Microbiota intestinale, un universo dentro di noi. Resilienza, come trarre opportunità dalle esperienze della vita. John Mo, il piacere di staccare e rallentare con un viaggio. Cambiare lavoro dopo i 50 anni. E poi insonnia e disturbi collegati, i consigli per dormire meglio. Le piante e la loro intelligenza. Quanto ne sappiamo? Il nostro ospite, Marco Cesati Cassin, ricercatore nella sfera spirituale nei temi del destino, delle coincidenze e del pensiero positivo. Autore bestseller e formatore. Bene, allora, oggi vi invito subito a scoprire con me un'abilità fondamentale per costruire relazioni sane e appaganti, l'assertività. Quante volte vi è capitato di sentirvi a disagio nell'esprimere le vostre opinioni, di dire sì quando avreste voluto dire un sonoro no, di subire passivamente le decisioni degli altri? Se vi riconoscete in queste situazioni è il momento di scoprire il potere dell'assertività. Essere assertivi significa esprimere i propri bisogni, le proprie idee e i propri sentimenti in modo chiaro, diretto e rispettoso, senza però aggredire o prevaricare gli altri, ma nemmeno sottomettendosi alla loro volontà. L'assertività è un equilibrio delicato tra due estremi, l'aggressività che calpesta i diritti degli altri e la passività che ci porta a subire le decisioni altrui. L'assertività ci permette di affermare noi stessi, le nostre esigenze senza mancare di rispetto a chi ci sta di fronte. Per essere assertivi è fondamentale saper comunicare in modo efficace e qui entra in gioco la comunicazione evolutiva, un approccio che ci invita a guardare oltre le parole, a cogliere i bisogni profondi che si celano dietro ogni comunicazione. Quando siamo in conflitto con qualcuno, spesso ci concentriamo su ciò che ci infastidisce, sulle accuse, sulle critiche, ma se impariamo ad ascoltare con empatia, a metterci nei panni dell'altro, possiamo scoprire che dietro la rabbia o la frustrazione si nascondono bisogni insoddisfatti, desideri inespressi, paure profonde. Ma allora, come sviluppare l'assertività? L'assertività si può sviluppare con la pratica. Ecco alcuni consigli utili. Impara a dire no. Non è egoismo, ma un atto di rispetto verso te stesso. Impara a dire no in modo chiaro e gentile, senza sentirti in colpa. Esprimi i tuoi bisogni. Non dare per scontato che gli altri sappiano ciò di cui hai bisogno. Esprimi le tue esigenze in modo assertivo, senza aspettarti che gli altri ti leggano nel pensiero. Ascolta attivamente. L'ascolto attivo è un ingrediente fondamentale dell'assertività. Presta attenzione davvero a ciò che l'altro dice, sia a parole che attraverso il linguaggio del corpo. Sii empatico. L'empatia è la capacità di mettersi nei panni dell'altro, di comprendere il suo punto di vista. Essere empatici non significa essere d'accordo con l'altro, ma riconoscerne il diritto ad avere una propria opinione. E poi gestisci le critiche. Accetta le critiche costruttive come un'opportunità di crescita, ma impara a difenderti dalle critiche ingiuste o offensive. Credi in te stesso. L'assertività è strettamente legata all'autostima. Credere in se stessi, nelle proprie capacità e nei propri diritti è fondamentale per affermare con sicurezza e rispetto. Essere assertivi porta numerosi benefici. L'assertività favorisce relazioni più autentiche, basate sul rispetto reciproco e sulla comunicazione aperta. Affermare se stessi e i propri bisogni rafforza l'autostima e la fiducia in se stessi. Essere assertivi aiuta a gestire meglio le situazioni difficili e a ridurre lo stress legato alla frustrazione e all'insoddisfazione. L'assertività ci permette di vivere una vita più piena e soddisfacente, in linea con i nostri valori e le nostre aspirazioni. È un'abilità preziosa che può trasformare la nostra vita. Impariamo a esprimere noi stessi con rispetto e coraggio e scopriamo il potere di creare relazioni più sane, appaganti e certamente significative.
Bene, e adesso Marco Cesati Cassin, ricercatore nella sfera spirituale nei temi di destino, delle coincidenze e del pensiero positivo, autore bestseller e formatore. Con lui abbiamo affrontato temi quali destino, karma e apocalisse. Marco Cesati Cassin, ricercatore nella sfera spirituale nei temi del destino, delle coincidenze e del pensiero positivo, autore bestseller e formatore. Bene, Marco, è un piacere averti con noi. Buonasera, grazie, è un piacere anche per me. Grazie a te davvero. Tu, come appunto dicevo nella presentazione, una breve presentazione che dovrebbe essere molto più lunga per tutte le cose che fai, però indaghi sulle leggi del destino e del karma. Allora, secondo te, qual è il punto di incontro, se esiste, se c'è, tra il nostro destino e anche il nostro libero arbitrio? Perché sembra che ci sia. Hai toccato un tasto dolente, perché il libero arbitrio, secondo i miei studi, non esiste. Ecco. Quindi poi bisogna anche capire che cosa si intende per libero arbitrio. Posso scegliere la pillola rossa o la pillola blu? Sono libero di scegliere quella pillola invece dell'altra? In teoria sì, ma alla fine tu scegli la pillola blu perché sei stato condizionato, sei stato sottomesso a tutta una serie di imposizioni, di credenze, di modi di pensiero da altre persone. Quindi il nostro destino si determina all'inizio con una formazione, una strutturazione che arriva proprio nei 0-21 anni. Io dico sempre che noi fino a 21 anni siamo vittime e quindi non siamo responsabili del nostro destino, c'è qualcun altro che ce lo sta impostando. Quindi a quel punto noi dobbiamo essere in grado di risvegliarci e, come diceva Gurdjieff, di scegliere noi perlomeno a quali condizionamenti affidarci, perché alla fine sempre condizionati siamo. Quindi il libero arbitrio non esiste per come noi lo abbiamo inteso, mentre esiste per quanto riguarda un'altra forma, che è lo spazio-tempo. Cioè il libero arbitrio è la libertà di fare una cosa o prima o dopo, ma alla fine quella cosa tu la farai. Questa spiegata in due parole. Certo. Infatti la massima espressione del libero arbitrio è proprio il suicidio stesso, il prima e dopo anticipo l'uscita da questa vita, e qui ho espresso il massimo del libero arbitrio, sempre sull'asse spazio-tempo. Non amo più un uomo, lo posso lasciare domani, tra un mese, tra un anno, mai, per tutta una serie di motivi. Siamo sempre nello spazio-tempo. E il problema è alla base, perché il destino dell'essere umano è il programma della sua vita, che tra l'altro lui si è scelto, ha deciso di percorrere, dove tra l'altro può accadere anche che certe parti che pensava, riteneva prima di arrivare di essere in grado di affrontarle, invece non è in grado, e quindi ci sono anche delle situazioni o che anticipo il rientro, come ho detto prima, oppure che magari debba ripetere lo stesso tipo di vita perché non sono riuscito a passare quelle prove. Questo è un po' il concetto. Che non è insomma molto piacevole così, però effettivamente, ma detto questo, se noi ci impegniamo e lavoriamo, quindi riusciamo a scoprire un po' il meccanismo di questo famoso karma, che è un po', diciamo, sembra proprio il gufo sulla spalla, no? Questo karma che tu fai una cosa, ti ritorna indietro, ma se noi riuscissimo a capire un po' come funziona, potremmo essere agevolati in qualche modo, comportandoci in un'altra maniera, cioè alleggerendo anche questa nostra parte più pesante, forse, che ci tiene legati a una realtà materiale. Ma guarda, io ho scritto anche un libro sul karma, però ultimamente sto modificando le mie vedute. Il karma non è una cosa negativa. Il karma, la Blavatsky la chiamò la legge della retribuzione. Quindi quello che tu semini è quello che tu raccogli. Quindi se tu lo chiami gufo ed è una cosa triste, vuol dire che stai seminando molto male e quindi raccogli quello che ti meriti. Quindi male non fare, paura non avere. Cerca di agire sempre facendo del bene e vedrai che ti torna indietro. Certo non è semplice. Poi c'è anche quello che si chiama il peso del karma. Il karma innanzitutto non è una legge fuori da noi, superiore, che arriva e ti incenerisce o ti dà il premio con sue modalità.
il karma dipende da noi stessi, cioè noi siamo i portatori stessi del karma attraverso il nostro corpo eterico, che è il corpo che interagisce con noi in questa dimensione, quindi noi consciamente o inconsciamente ci autocastighiamo o autopremiamo a seconda dell'interazione che abbiamo col corpo eterico. Quindi anche tutto, se vogliamo, banalmente più semplice. Il karma, tra l'altro, è una questione molto legata anche all'ereditarietà e alla psicogenealogia, alle discese di karma familiare che si ripetono sempre e comunque per responsabilità di chi ci stava prima. Cioè, Sì, certo. non Sì. c'è una piccola componente sicuramente di natura genetica, ma la gran parte viene espressa proprio dai nostri avi, dai nostri nonni, dai nostri genitori. Quindi Appunto, il karma certo. purtroppo è un bagaglio che ci prendiamo, ahimè, obtorto collo, e quindi dobbiamo Certo. poi cercare di alleggerire. Infatti, quindi io ti volevo proprio chiedere anche l'influenza delle famiglie di origine che ci siamo probabilmente scelti, ma l'esperienza che dei nostri genitori, fratelli, eccetera, come possono influire in ogni caso sulla nostra anche crescita, però Io ritengo il spirituale? responsabile della nostra vita il padre e la madre. Mm. Quindi con il loro comportamento, il più delle volte ignaro, modellano e generano tutto quello che è il destino dell'essere umano. Gurdjieff e Steiner dicevano che noi siamo da adulti quello che eravamo dai 7 ai 14 anni, ed è vero. Quindi quello che tu assorbi, apprendi, impari, ti inculcano in quei 7-14, che sono 7 anni lunghissimi, si ripercuoterà, continuerà a ripetersi per tutta la vita. Perché 7? Perché noi prendiamo coscienza del tempo dai 6-7 anni e nei 7 anni entriamo in quello che viene chiamato il settennio del corpo mentale, cioè cominciamo ad avere le nostre idee, cominciamo ad avere i nostri pensieri, e quindi che idee e pensieri abbiamo? Se noi abbiamo un genitore che ti dice da quando tu hai 7 anni, guarda che non esiste nulla dopo che tu hai finito di vivere qui, sono tutte baggianate, guarda che non devi chiedere a quei signori vestiti di nero col colletto bianco, queste sono tutte baggianate, guarda che tu diventerai completamente briciole, niente, non succede nulla, non ti far fregare Se cominci a picchiare in testa questo tipo di ragionamento ateo, è evidente che questa persona diventerà atea, ma non diventerà atea perché lei ha deciso, diventerà atea perché i genitori gli hanno imposto questo tipo di conseguenza, e i genitori più delle volte sono persone ignoranti, sono persone umili che però a loro volta hanno ricevuto lo stesso insegnamento dai nonni. Questa si chiama discesa di karma, molto difficile poi spostare. Oppure parliamo del denaro, parliamo della salute, parliamo delle paure, parliamo di tutto, e tutto nasce dentro la famiglia, sia con la presenza ma anche con l'assenza della persona, e questo genera cose sconvolgenti nell'essere umano, che deve essere in grado di saltarci fuori, quindi liberare. Appunto, deve essere in grado, deve Quelle sono le riuscire a prove che capire. deve riuscire a passare. Esatto. Tu parli molto anche di Dharma nella tua filosofia di pensiero, Sì. giusto? Ecco, che cos'è il Dharma e come si gioca la partita? Ma guarda, il Dharma, anche qui ho cambiato visione, perché il Dharma, questo nostro obiettivo che dobbiamo raggiungere, questo senso della vita, il daimon che ci porta al Dharma, sono tutti bellissimi discorsi, ma poi vedi, alla fine quando ti domandi qual è il senso della vita, cioè perché noi siamo qua perché dobbiamo imparare a uscire di qua. È un gioco di parole, ma questa è la verità. Questo mondo è una grande ipnosi, è un grande film, e ci accorgiamo che è un grande film solo quando torniamo dall'altra parte. Fino a che siamo dentro, siamo tutti attori, ognuno con la sua parte. Tra l'altro, attori che si sono messi d'accordo prima di entrare nel film, quindi potrebbe esserci anche il Bruce Willis che si incontra con Schwarzenegger e dice: allora questo giro sono io che ti ammazzo, e ci si mette già d'accordo. Poi, entrando in questa dimensione, nel famosa astronave chiamata madre, dentro il liquido amniotico amnesia per 9 mesi, entri, prendi la tua capsula di nuovo e ricominci a fare il tuo film. Però in quel film tu segui cosa, insegui cosa, la gente poi si domanda la mia missione, il mio scopo.
Se io vi dicessi che l'unico scopo che esiste in questo mondo è la presa di coscienza e basta, cioè prendere coscienza, e allora la gente comincia a chiederti: ma come si fa a prendere coscienza? C'è un'istruzione, c'è un corso? Non c'è nessun corso, non c'è È la nessuna vita il istruzione, corso. non c'è nulla. La presa di coscienza è andare a cercare la vostra verità dentro di voi, punto. Tant'è che uno dei messaggi che io ho ricevuto durante delle sedute, diciamo, di medianità è stata: la luce è l'inganno, il buio è la verità. Cosa significa? Che la luce è tutto ciò che è esterno, tutto ciò che abbaglia, tutto ciò che ti dicono, tutti ciò che ti danno istruzioni, le religioni, le scienze, tutto, qualsiasi cosa che sta fuori da te è l'inganno. Il buio che è dentro di te, invece, è la verità. Comincia a cercare dentro di te, e per cercare dentro di te devi arrivare a un annullamento di tutto, quindi eliminare, azzerare nel modo più incredibilmente facile: no pensieri, no emozioni, no tempo. Mette la tua testa in un torrente che scorre di acqua, tra l'altro noi siamo fatti di acqua, e in quel modo tu ti abbandoni, e allora in quel momento lì, dopo un po' che sei in questo torrente di acqua e finalmente non ti passa nessun pensiero, nessun genere, può darsi che cominci a ritrovarti. Questo è un po' l'insegnamento che posso dare. Quindi il Dharma è la presa di coscienza per me, perché la presa di coscienza è l'unico modo per uscire da questa ipnosi. Certo. Hai detto una cosa veramente molto, molto pesante, nel senso però di pesantemente bella e pesantemente interessante, che può anche mettere un po' in difficoltà le persone, perché non è semplice guardare dentro noi stessi, perché siamo costantemente trascinati fuori, questa nostra società ci trascina al di fuori, e quindi forse per quello che ti chiedono le regole, ti chiedono una modalità. Lo so. Noi siamo nella società del metodo, del ti spiego le 10 cose per, i 10 segreti per, Lo e so. quindi lì è la difficoltà, penso sia veramente D'altronde grande. anche 60 anni fa, quando succedeva qualcosa, uno gli chiedeva: ma chi te l'ha detto? Dicevano: l'ha detto la Sì, televisione, sì, come la sì, televisione sì. diventa Certo. se l'ha detto la televisione allora è Quello vero. ma ancora Quindi adesso. no, adesso Sì, è ancora peggio, perché si è moltiplicato il modo di essere in certo. comunicazione, però lì Sì. dipende dal soggetto. Io penso che gli ultimi fatti accaduti negli ultimi anni hanno fatto modo che parecchie persone si siano risvegliate proprio Sì. per questo tipo di concetti, mentre prima era un pochino più difficile. Assolutamente. Ti chiedo un'ultima cosa. Tu sarai a teatro con Apocalisse, giusto? Sì. Ho visto bene? Ecco. Sì. Ma di cosa si tratta? Perché Apocalisse poi? Apocalisse Giusto per seguire tutto Apocalisse perché siamo nella nuova rivelazione. Siamo nel risveglio. Io sto collaborando con questa donna da 2 anni, è una ragazza semplicissima, di un'ignoranza imbarazzante, che è stata scelta apposta proprio per la sua ignoranza, la quale la stanno preparando per affrontare questa nuova sfida che è l'Apocalisse, perché noi andremo a dare delle informazioni nuove, e quando tu senti il nuovo hai difficoltà ad accettarlo perché proprio sei settata su altri tipi di schemi, ma per essere creduta questa persona, per non essere, come dire, archiviata nella prossima Maga Telma che passa da queste parti, le hanno dato dei doni molto forti, in modo tale che lei possa dimostrare la sua eccezionalità, e quindi per questo essere creduta. Quindi l'Apocalisse è una rivelazione di come funziona questo mondo, dove stiamo andando e cosa può accadere, e che tipo di Armageddon ci vuole a questo punto per poter risvegliare le persone. Quindi un Armageddon potente che sia in grado di portare l'umanità su un nuovo risveglio, ma veramente importante. Non contiamo che il 100% si risvegli, No. è pressoché impossibile, però diciamo un 30-40% sarebbe già sufficiente. Beh, insomma dai, vedremo insomma di riunirci un po' tutti insieme. Noi col nostro canale cerchiamo di farlo nel nostro piccolo, però penso che la divulgazione e il fatto di fare appunto seminari, conferenze, lavorare in questo senso... Bisogna lavorare tanto. Bisogna lavorare tanto, sì. però... E tra l'altro giovedì prossimo sarò al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, un bellissimo teatro, dove presenterò una prima assoluta che si chiama Isadora Duncan, destinata all'immortalità.
e lo terrò con l'Étoile Theater Ballet con 30 ballerini e una mia conferenza show con 150 immagini dell'epoca, dove racconterò la storia Fantastica, più incredibile e pazzesca di questa donna sì. che magari pochi conoscono, perché bisogna andare a studiare, a vedere il destino di questa donna. Io la Quindi conosco questa storia, quindi è una cosa benissimo, meravigliosa. fantastico. Allora, lo farai solo lì oppure ti Lo farò lì e sposterai? poi terrò delle conferenze in giro senza più il Sì, balletto, lo farò a Parma, poi lo farò dove mi inviteranno, insomma, ecco, va sono bene. 4 mesi che ci lavoro. Questa quindi- cosa deve essere fenomenale. sì. Va bene. Allora, Marco, ti ringrazio davvero tanto, non ti trattengo più perché questa sera appunto hai un'altra conferenza qui a Spazio Meravigliosamente Più. Grazie per tutto quello che ci hai portato e ti seguiremo perché io questa cosa di Isadora Duncan la voglio vedere. Grazie, ok. Grazie A voi, mille. grazie. Benessere Community. Immagina un luogo dove il tuo benessere incontra l'esperienza. Dove antiche discipline si fondono con le tecnologie più avanzate. Un luogo che connette professionisti del benessere, centri di sviluppo, esperienze di bioturismo, centri medici, accademie di formazione. Chi promuove il benessere attraverso il cibo, con chiunque cerchi un equilibrio tra corpo, mente e anima. Benessere Community non è solo una piattaforma, è una visione. Uno spazio dove scoprire percorsi, creare connessioni autentiche e crescere insieme. Con il nuovo anno vedrà la luce un progetto che trasformerà il tuo modo di vivere il benessere, unendo tradizione e innovazione in un'esperienza unica. Che tu sia un professionista, un centro specializzato, un promotore del benessere o un viaggiatore in cerca di armonia, Benessere Community è il punto d'incontro per costruire insieme un futuro migliore. scopri, condividi, cresci. Il tuo benessere è la nostra missione. Scopriamo un mondo microscopico, ma di importanza fondamentale per la nostra salute, il microbiota intestinale. Immaginate il nostro intestino come un ecosistema brulicante di vita, un giardino segreto dove miliardi di microrganismi, batteri, funghi, virus, protozoi convivono in un delicato equilibrio. Sono stata forse troppo favolistica, ma questo è proprio il microbiota intestinale, un universo in miniatura che influenza profondamente il nostro benessere fisico e mentale. Per lungo tempo abbiamo sottovalutato l'importanza di questi microscopici abitanti, considerandoli semplici commensali. Oggi, grazie alla ricerca, sappiamo che il microbiota intestinale è un superorganismo che interagisce con ogni cellula del nostro corpo, contribuendo a molteplici funzioni vitali. Pensate, il microbiota intestinale ci aiuta a digerire gli alimenti, estraendo energia e nutrienti essenziali, produce vitamine fondamentali come la vitamina K e alcune vitamine del gruppo B, regola il nostro sistema immunitario, addestrandolo a riconoscere e combattere gli agenti patogeni. Ma non finisce qui. Studi recenti hanno rivelato un legame sorprendente tra il microbiota intestinale e il nostro cervello. Ne abbiamo già parlato, questo asse intestino-cervello è una complessa rete di comunicazione bidirezionale che influenza il nostro umore, le nostre emozioni, persino il nostro comportamento. Un microbiota sano ed equilibrato è associato a un minor rischio di sviluppare ansia, depressione, disturbi del sonno e malattie neurodegenerative. Come possiamo prenderci cura allora di questo prezioso ecosistema interiore? L'alimentazione naturalmente è sempre la chiave, in un primo luogo con le fibre, il carburante per i batteri buoni. Frutta, verdura, legumi, cereali integrali, questi alimenti sono ricchi di fibre prebiotiche che fungono da nutrimento per i batteri benefici del nostro intestino. Una dieta ricca di fibre favorisce la crescita di una flora batterica diversificata, essenziale per un microbiota sano e resiliente. E poi probiotici, alleati per la salute intestinale, quindi yogurt, kefir, krauti, kimchi, kombucha. Questi alimenti fermentati sono una fonte preziosissima di probiotici, microrganismi vivi che, se assunti in quantità adeguate, apportano benefici alla salute. I probiotici contribuiscono a rafforzare la barriera intestinale, a contrastare la proliferazione
di batteri patogeni e a modulare la risposta immunitaria. Gli alimenti fermentati, un tesoro di biodiversità. Il processo di fermentazione, antico quanto l'uomo, arricchisce gli alimenti di probiotici, che sono enzimi e altre sostanze benefiche per il microbiota. Inserire nella nostra dieta alimenti fermentati come il miso, il tempeh, il pane a lievitazione naturale contribuisce a migliorare la diversità e la funzionalità del nostro microbiota. Ma non basta. Non basta solo il cibo, anche lo stile di vita, lo sapete, può influenzare tantissimo e profondamente il nostro microbiota. Lo stress cronico, la mancanza di sonno, l'abuso di antibiotici possono alterare l'equilibrio, favorendo la crescita di batteri dannosi e aumentando il rischio di infiammazioni e malattie. Dedicare tempo al relax, al movimento, al contatto con la natura, dormire a sufficienza, limitare l'uso dei farmaci, queste sono tutte azioni che contribuiscono a mantenere un microbiota sano e di conseguenza un corpo e una mente in perfetto equilibrio. È un universo in continua evoluzione, un campo di ricerca in evoluzione proprio che ci riserverà ancora molte sorprese, ma una cosa è certa, la sua salute è strettamente intrecciata alla nostra. Prenderci cura del nostro microbiota significa prenderci cura di noi stessi in modo olistico e profondo. E voi? Cosa fate per nutrire il vostro? Quali sono i vostri alimenti fermentati preferiti? Condividete le vostre esperienze, le vostre ricette e i vostri consigli sui nostri social. E abbiamo parlato di sonno. La privazione del sonno è stata collegata a maggiori rischi di malattie cardiovascolari, obesità e disturbi cognitivi. Se vogliamo dormire meglio, dobbiamo ripensare le nostre abitudini quotidiane e dare al sonno la priorità che merita. Ascoltate il servizio. L'insonnia sta diventando un'epidemia globale. Perché dormiamo sempre meno? Negli ultimi decenni l'insonnia è diventata un problema diffuso in tutto il mondo, tanto da essere definita una vera e propria epidemia globale. Secondo i dati, oltre il 40% della popolazione mondiale soffre di disturbi del sonno, con un aumento del 20% negli ultimi 10 anni. Ma perché dormiamo sempre meno? Gli esperti individuano 3 principali cause: l'uso eccessivo della tecnologia. Gli schermi di smartphone, computer e TV emettono luce blu, che sopprime la produzione di melatonina, l'ormone che regola il sonno. Secondo una ricerca della Harvard Medical School, usare il telefono prima di dormire può ritardare il sonno di 90 minuti e ridurre la qualità del riposo. Lo stress e l'ansia. Viviamo in un mondo sempre più veloce, pieno di stimoli e pressioni. Il cervello rimane in uno stato di allerta costante, rendendo difficile rilassarsi. Il 75% delle persone con insonnia cronica ha livelli elevati di cortisolo, l'ormone dello stress, che impedisce di addormentarsi. L'inquinamento luminoso e acustico. Le città non dormono mai. Le luci artificiali, il rumore del traffico e i dispositivi elettronici disturbano il ritmo circadiano naturale. Uno studio della National Sleep Foundation ha dimostrato che chi vive in aree urbane ha il 30% di probabilità in più di soffrire di disturbi del sonno rispetto a chi vive in zone rurali. Ma quali soluzioni esistono? Ecco alcune strategie efficaci per migliorare la qualità del sonno. Spegnere gli schermi almeno un'ora prima di dormire. Creare una routine serale rilassante con lettura, musica soft o meditazione. Evitare la caffeina e gli stimolanti nelle ore serali. Mantenere la camera da letto fresca e buia, riducendo al minimo luci artificiali e rumori. Esporsi alla luce naturale durante il giorno per regolare il ritmo circadiano. Ma c'è un dato preoccupante: il consumo di sonniferi è in aumento, soprattutto tra i giovani. Negli Stati Uniti, l'uso di farmaci per dormire è cresciuto del 60% negli ultimi 15 anni. Gli esperti avvertono che queste soluzioni possono creare dipendenza e non affrontano il problema alla radice. Il sonno è essenziale per la nostra salute fisica e mentale. La privazione del sonno è stata collegata a maggiori rischi di malattie cardiovascolari, obesità e disturbi cognitivi. Se vogliamo dormire meglio, dobbiamo ripensare le nostre abitudini quotidiane e dare al sonno la priorità che merita. La resilienza si manifesta nella capacità di reagire alle difficoltà, di adattarsi ai cambiamenti e di trarre insegnamenti dalle esperienze avverse.
La resilienza non è un tratto innato, ma è un processo che si sviluppa nel tempo. Essa si basa su alcuni elementi fondamentali. In primo luogo, la capacità di accettare il cambiamento, riconoscere che la vita comporta trasformazioni e, piuttosto che opporsi, imparare ad abbracciarle. Poi la gestione delle emozioni e, in terzo luogo, coltivare un atteggiamento orientato all'ottimismo, inteso come la ricerca costante di insegnamenti anche nelle situazioni più complesse. E infine trovare un significato profondo nelle esperienze vissute, analizzando le difficoltà per estrarne conoscenza e consapevolezza. Un esempio illuminante di resilienza lo troviamo nella storia di Nelson Mandela, premiato con il Nobel per la pace nel 1993. Nato in un contesto segnato dalle ingiustizie, la sua vita ha conosciuto momenti di forte contrasto e sofferenza, soprattutto durante i 27 anni di detenzione. Durante quel periodo Mandela non ha solo sopportato la prigionia, ma ha anche coltivato una visione che andava oltre la mera rivendicazione dei propri diritti. Ha trasformato il dolore e la privazione in un impegno per la riconciliazione e la giustizia. Uscito dal carcere, la sua capacità di perdonare e di costruire ponti ha permesso non solo il superamento di un passato segnato da conflitti, ma ha anche guidato un intero paese verso un processo di riconciliazione nazionale. Fu il primo presidente non bianco a ricoprire quella carica. La sua esperienza ci insegna che ogni sfida, per quanto difficile, può diventare il punto di partenza per una trasformazione profonda, sia a livello individuale e sia collettivo. Ma come si coltiva questa preziosa qualità? Innanzitutto accettando il cambiamento. La vita è un flusso continuo, inarrestabile. Imparare ad accogliere l'imprevedibile, a lasciare andare il controllo su ciò che non possiamo governare, ci rende più flessibili e adattabili. Ogni nuova situazione, anche quella inaspettata, rappresenta davvero un'occasione per imparare e crescere. In secondo luogo, gestendo le emozioni negative. Rabbia, paura, tristezza sono emozioni naturali, ma se ci lasciamo sopraffare, rischiamo di rimanere bloccati. La resilienza implica dare spazio a queste emozioni, riconoscerle, comprenderle e poi trasformarle in energia propulsiva. Pratiche come la meditazione o semplici esercizi di respirazione aiutano a dare spazio a queste emozioni, permettendoci di osservarle senza esserne però sopraffatti. Tale consapevolezza ci offre l'opportunità di trasformare il disagio in una forza interiore, capace di guidarci nei momenti di crisi. Infine, la resilienza si nutre di significato. Cosa vuol dire? Trovare un senso, uno scopo nella propria vita ci dà la forza di affrontare le sfide con determinazione. Che si tratti di un valore, di una passione, di un obiettivo da raggiungere, il significato ci aiuta a mantenere la rotta anche quando il mare è in tempesta. Non si tratta di indossare i famosi occhiali rosa e ignorare la realtà, ma di coltivare una visione positiva del futuro, di credere nelle proprie capacità e di cercare il lato buono anche nelle situazioni più difficili. Scegliamo di coltivare un atteggiamento di ottimismo, inteso come la ricerca attiva di aspetti costruttivi anche in situazioni difficili. Prendersi del tempo ogni giorno per riflettere su ciò che ci fa essere grati e per apprezzare i piccoli progressi che si compiono è un modo efficace per mantenere un equilibrio interiore. Questo approccio, supportato anche da attività che rafforzano i legami sociali, contribuisce a creare una rete di sostegno indispensabile nei momenti di difficoltà. Dedichiamoci all'autoanalisi attraverso la scrittura o il confronto con persone fidate per interpretare ogni ostacolo come una lezione di vita. Questo processo di riflessione ci permette di riconoscere il valore formativo delle esperienze, trasformando il dolore in conoscenza e in una guida per affrontare nuove sfide. Insomma, la resilienza rappresenta un percorso dinamico che integra aspetti psicologici, emotivi e spirituali. Le esperienze di figure come Nelson Mandela ci dimostrano che ogni difficoltà può diventare un'opportunità per riscoprire se stessi e per contribuire al bene comune. Invito ciascuno di noi a utilizzare le strategie presentate, accettare il cambiamento, gestire le emozioni, coltivare un atteggiamento costruttivo e cercare il significato in ogni esperienza. Questi strumenti, confermati dalla ricerca e dal lavoro quotidiano nel campo della crescita personale, ci permettono di trasformare le sfide in passaggi fondamentali per il nostro percorso di benessere. E adesso una sorpresa, guardate cosa abbiamo selezionato per voi dal nostro archivio.
Qui nei nostri studi oggi abbiamo una bellissima sorpresa, un grande onore, una grande artista, Patrizia Laquidara, che salutiamo e alla quale innanzitutto facciamo subito i complimenti per la vittoria meritatissima della Targa Tenco 2011 per il suo ultimo album, Il canto dell'anguana. Allora Patrizia, innanzitutto grazie di essere qui con noi. Grazie a te. E ricordiamo in brevissimo che cos'è il Club Tenco e di cosa si tratta questo premio così importante. Tu l'hai vinto con il tuo Canto dell'anguana, un album scritto in lingua veneta. Dici un po' la tua impressione per la vittoria di questo premio, se sei felice come immagino tu lo sia, e quali sono proprio le tue valutazioni e considerazioni. Credo che il premio Tenco sia iniziato nel 74, no? Perciò è un premio che dura da tantissimi anni. Sì. E in Italia forse è il premio più importante, a parte il Festival di Sanremo che è molto più conosciuto, ma il premio Tenco si occupa, come hai detto tu, soprattutto di canzone d'autore, di canzone di qualità, per cui abbiamo visto passare dal Club Tenco De André, Bennato, cioè tutti i più grandi autori, per cui per me esserci dentro è una cosa stupenda. E già con il mio album precedente, Funambula, ero entrata nella cinquina, per cui quell'anno, nel 2006, mi avevano invitato come ospite ad essere presente e mi ricordo che feci una canzone dedicata a Bruno Lauzi, perché quell'anno il Club Tenco era il festival del premio Tenco, era dedicato a Bruno Lauzi. E fu un'esperienza molto bella perché c'era il figlio Maurizio Lauzi che mi ascoltava. Bene, e già lì però ho notato mi piaceva molto l'atmosfera del festival, no? Perché incontri molte persone, hai la possibilità di dialogare con molti artisti, di confrontarti anche con molti giornalisti. C'è un'atmosfera molto conviviale anche, no? Perciò questo mi è piaciuto moltissimo e quest'anno partecipare e vincere con un premio come il Canto dell'anguana, che è molto importante per me, che ho impiegato 2 anni a fare, che parla di un territorio come questo dell'Alto Vicentino, che non è mai stato portato a un festival grande, perché la lingua veneta non è mai uscita troppo da qui, no? Ecco, per me questa è stata la soddisfazione più grande, e il fatto poi che è anche un album che io sento di avere veramente fatto con tante altre persone. In questo album ci sono gli Hotel Riff, c'è Ennio Sartori che ha scritto tutti i testi, c'è Alfonso Santimone, per me rappresenta davvero un lavoro di gruppo e rappresenta un'immagine di questo paesaggio dell'Alto Vicentino, per cui è davvero un orgoglio che sia lì. E soprattutto l'orgoglio è anche la grandissima soddisfazione e vedere come l'album è stato recepito e capito dai giornalisti, perché molti mi hanno scritto, molti giornalisti, facendomi capire che avevano intuito l'obiettivo che noi ci eravamo prefissati, no? Beh, scusa se ti interrompo, i giornalisti, se non vado errato, sono ben 200 che poi danno la valutazione di questi album che sono in concorso, quindi insomma è una giuria credo che tra le più ampie che si possono trovare nel panorama dei vari concorsi anche italiani, ma penso anche a livello mondiale. Sì, e poi una grande giuria di qualità. Di qualità, di alta qualità, esatto. Beh, quindi diciamo che era un po' nell'aria, perché se dal 2007 ti eri già avvicinata, ti avevano già chiamato per questo premio, però non è l'unico premio che hai vinto, vogliamo magari ricordarlo e tu correggimi se sbaglio. Hai vinto il Festival Premio Città di Recanati nel 2002, poi quello della critica al Festival di Sanremo 2003, io questo cito dal tuo sito che poi daremo, per la voce anche. Alex Baroni, a quel tempo c'era il premio Alex Baroni, c'era il premio Mia Martini e Alex Baroni. Quindi insomma il premio Giovanni Paesiello, e appunto ti hanno nominata col tuo album Funambula al premio Tenco. Quindi insomma una carriera anche riconosciuta, perché è importante anche quello, insomma va bene, si fa tanto, so che tu fai anche tanti live, che ti impegni molto dal punto di vista proprio della tua presenza in giro per i tanti luoghi dove vai a suonare, quindi questo è molto anche riconosciuto. Anche se devo dire che la cosa che a me è più intima e più cara, più preziosa per me è la voce, no? Questi premi hanno riconosciuto soprattutto la parte autorale, la parte cantautorale, oltre che la voce, cioè il mio
il mio essere, diciamo un po' più la carriera, il mio essere artista in toto, mentre c'è quello che scrivo oltre a quello che canto, no? I miei album. Ci sono invece 2 premi che per me sono stati molto importanti ed è stato il premio di musica di cantante popolare, di musica popolare, è stato bellissimo qualche anno fa da parte dell'IMAIE, consegnato al Conservatorio di Bologna, e poi quest'altro premio Trofeo in Sound di 2 settimane fa, una settimana fa, sì, per la categoria voce. E lì ero accompagnata da altre 2 ottime artiste, tra cui anche Petra Magoni, Deborah Petrina, se non sbaglio. Per cui è stato molto bello essere riconosciuta per questa cosa, perché poi alla fine è la voce la cosa che io amo di più, no? Non faccio molta differenza, non amo di più lo scrivere, l'essere cantautrice piuttosto che l'essere interprete, anzi a volte mi piace quasi di più essere interprete, perché mi sento molto più libera quando devo interpretare i pezzi scritti da altri, no? Posso inventarmi di più, perché per me il lavoro della cantante è proprio questo, non tanto creare ma inventare dei mondi, per cui ogni volta che canto io cerco di inventarmi dei mondi, no? E quando le storie non le scrivo io ma vengono scritte da altre, posso inventarmi molte più cose perché non so da dove vengono, e ogni volta sono diverse, per cui avere dei riconoscimenti anche per quanto riguarda solo la voce per me è una cosa bellissima, perché è la voce quella a cui io dedico più tempo. Uomo dal cavallo bianco, tiglia la titatata, che la titatela la semma de morte, la sea la fontana, a far la liscia a strisar la lana, riva la fontana, l'uomo dal cavallo bianco, onde l'anda la titatata, onde l'anda la titatata, onde l'anda la titatata. Cosa rappresenta per te la forma dialettale, ma non solo veneta, in quello che è poi tutta la varietà dei nostri dialetti italiani? Interpretando, facendo da tanto tempo musica popolare, puoi capire come per me il dialetto sia essenziale nel cantare questo tipo di musica. E penso anche che il dialetto sia una lingua che si può mutare, che può cambiare, che può trasformarsi nel tempo, ed è giusto che sia così. L'ottimo lavoro che ha fatto Ennio Sartori in questo CD è proprio questo, di trovare una lingua che è non solo dolce ma che è anche molto potente, ha una capacità evocativa fortissima, ma è una lingua che lui lui utilizza un dialetto alto vicentino, perché si parla proprio di dialetto alto vicentino più che veneto, utilizza delle parole arcaiche, ma ha inventato e anche appreso da cose molto più recenti. Per esempio, non so, c'è un brano dove molte parole sono state riprese dal libro di Urmalo di Luigi Meneghello. Insomma, è un dialetto, è una lingua che muta, appunto, e che cambia, no? Ed è un po' tutto questo poi il concetto del disco. Cioè, parlare di un'identità che non è immobile, che non è fissa, ma che si mischia con altre identità e che muta anche, no? E questo per me era un concetto molto molto importante da far passare, che abbiamo cercato di far passare anche tramite le musiche, perché anche con la musica abbiamo cercato di far incontrare molte culture popolari diverse, proprio per dare questo messaggio. E secondo me ancora è molto importante anche questo, il fatto che io canto un territorio, una terra che non è la mia terra natale, ma è la mia terra di adozione. È come per me fare un omaggio a questa terra, no? E vederla un po' da fuori, un po' da dentro. È chiaro che abitandoci da moltissimo tempo, questa terra, questa lingua, e le persone, il paesaggio mi sono entrate sotto pelle ed è quello che io sento di più, però non è la mia lingua, non è la mia terra appunto natale, ed è bellissimo per me pensare di aver potuto cantare una terra anche se non ci sono nata, no? Perché anche questo parla di incroci e parla di mescolanze.
che in questo mondo è necessario ormai fare e accettare. Tu vieni dalla Sicilia, dove la canzone popolare e anche autorale, ma ricordiamo anche, non so, anche la canzone di Piedigrotta, la Taranta della Puglia, eccetera, sono molto sentite e sono proprio terre dove questo tipo di musica è una musica molto potente. Il nostro Veneto invece vede più il canto magari corale della montagna, e secondo me ha sempre avuto un po' di pudore nel mostrarsi con la canzone d'autore, come appunto in altre parti d'Italia. E tu mi hai un po' anticipato, perché volevo capire come hai metabolizzato questa tua conoscenza sicuramente della canzone popolare del sud con la nostra canzone del nord, che comunque è sempre un pochino anche contenuta, dove anche il coro è sempre un coro però sempre molto compassato. Non so, tu ti immagini magari il coro degli alpini, questi alpini tutti belli in ordine che cantano, mentre nel sud c'è questa apertura e questa anche espressione del sentimento molto più forte rispetto magari a quello che abbiamo noi qua. Beh, però ti dirò, io non sono completamente d'accordo con questo, perché quando ho cominciato a fare un po' di ricerca sulla musica popolare veneta, ho cominciato, soprattutto quella veneziana, ho trovato del materiale veramente bello, del materiale anche prezioso. L'ultimo canto del CD si chiama Il canto dei battipali, che è un canto di lavoro veneziano. E c'è molta forza in questo canto, e io infatti ho voluto che cantassero soprattutto gli uomini, cioè gli Hotel Reef. Ho invitato Puccio Castrogiovanni, che è un cantante, anzi un polistrumentista che fa parte dei Lautari, un gruppo di musica popolare siciliana, e ho voluto che fosse lui la voce principale. Poi io mi sono un po' accodata, perché è un canto di lavoro molto molto potente anche nella voce, no? Si sente questa forza, per cui la musica popolare veneta, veneziana, non è solo quella cosa lì, ha anche una certa potenza che tu sei riuscita a scoprire, insomma. Sì, e poi ci sono dei canti che sono veramente preziosi per come sono stati fatti. Però per me era molto più importante con questo lavoro creare delle cose nuove, partire da una musica popolare, partire da melodie che possono ricordare la musica popolare, antica anche, però creare qualcosa di nuovo. E in questo lavoro è stato molto importante affiancarmi con un musicista come Alfonso Santimone, con cui abbiamo fatto tutte le composizioni, perché a parte 2 brani degli Hotel Reef, tutte le composizioni sono state o mie o di Alfonso o insieme, no? Ed è stato molto bello comporre insieme, ed era chiaro questo obiettivo per noi, intanto di sfruttare la voce nei suoi estremi, no? Nella parte bassa, nella parte alta, per cui io mi ritrovo in un brano a sussurrare, in un altro brano a gridare, come quasi richiamando a volte delle voci bulgare, per esempio, no? Oppure delle voci balcaniche. In un altro brano abbiamo ripreso una taranta. Anche in questo abbiamo cercato di mescolare, poi naturalmente richiamando sempre anche comunque un'atmosfera, una canzone popolare veneta, un'atmosfera così, no? C'è una nuova tendenza che sta prendendo piede, il JOMO, Joy of Missing Out, il piacere di perdersi consapevolmente qualche cosa. Parliamo di viaggi e del cambiamento di tendenza che si sta manifestando. Non è più tempo della corsa sfrenata a vedere tutto, a scattare la foto perfetta per i social, a riempire l'itinerario di cose da fare. JOMO è l'esatto opposto della paura di restare fuori da qualcosa, la famigerata FOMO, Fear of Missing Out, che ha colpito negli ultimi anni molte persone. Allora si sceglie di rallentare, di viaggiare senza ansia, di vivere un luogo senza sentirsi obbligati a spuntare tutte le attrazioni imperdibili e godersi il silenzio, il tempo per sé, la bellezza di un momento senza la necessità di condividerlo con tutto il mondo. Vediamo allora 5 mete perfette per questo viaggio JOMO. Se sentite il bisogno di una pausa rigenerante lontano dalla frenesia, ci sono appunto 5 destinazioni europee che permettono di vivere il viaggio con un altro ritmo. La prima è la nostra Firenze. Il cuore della Toscana è perfetto per chi vuole immergersi nell'arte e nella storia, ma con calma. La primavera è il periodo ideale per godersi la città senza la folla. Una passeggiata tra gli orti del Parnaso, un buon libro, un calice di vino toscano. Niente fretta, solo il piacere di essere lì.
E poi Salisburgo, una città che unisce il fascino della storia e la tranquillità della natura. Qui basta allontanarsi di pochi minuti per trovarsi sui sentieri del Munksberg, con vista sulle Alpi e sulla città. Un posto perfetto per camminare senza meta, respirare profondamente e lasciarsi avvolgere dalla bellezza. E poi Granada. Se il sud della Spagna vi attira, ma senza il caos del turismo estivo, la primavera è il momento perfetto. Granada è la città dei contrasti, con i suoi giardini fioriti, i palazzi storici e i vicoli del quartiere Albaicín, dove fermarsi per tapas senza guardare l'orologio. Copenaghen, la patria dell'hygge, quella sensazione di calore e intimità che rende ogni momento più speciale. Copenaghen è perfetta per chi vuole vivere la città con lentezza. Una passeggiata lungo i canali, un pomeriggio nei caffè, un taccuino per disegnare le scene urbane senza fretta. E poi Lisbona, il suono delle onde, le strade luminose, il ritmo dolce della città. Lisbona è un invito a rallentare, soprattutto in primavera, quando è ancora poco affollata. Qui si può camminare lungo il fiume, cenare guardando il tramonto, lasciarsi cullare dal suono del fado senza sentirsi obbligati a fare nulla. Giomo non è solo una tendenza di viaggio, è un cambiamento di prospettiva. È il coraggio di dire: non devo vedere tutto per sentirmi soddisfatto, non devo riempire ogni minuto per dare valore al mio tempo. È l'arte di stare, di assaporare, di scegliere con consapevolezza dove porre la nostra attenzione. Se sentite il bisogno di rallentare, di viaggiare senza stress, di recuperare un contatto autentico con i luoghi e con voi stessi, forse allora è proprio il momento di sperimentare il Giomo. Vi auguro il viaggio più bello, quello che vi permetta di ritrovare voi stessi. E studi recenti dimostrano che le piante comunicano attraverso segnali chimici e reti sotterranee di funghi. Potrebbero allora avere una forma di intelligenza? Alcuni scienziati lo affermano. Le piante comunicano davvero tra loro? La sorprendente rete segreta della natura. Immagina di camminare in un bosco. Tutto sembra silenzioso, immobile. Ma in realtà, sotto ai tuoi piedi, è in corso una conversazione invisibile tra gli alberi e le piante. Le piante comunicano tra loro, e lo fanno in modi che la scienza sta appena iniziando a comprendere. Negli ultimi anni, gli scienziati hanno scoperto che le piante non sono esseri passivi, ma creature complesse capaci di scambiare informazioni attraverso segnali chimici, elettrici e reti sotterranee di funghi micorrizici. Questo sistema è stato soprannominato il Wood Wide Web, un gioco di parole che richiama il World Wide Web, perché funziona come una vera e propria rete di connessione. Ma come funziona esattamente questa comunicazione? Attraverso l'aria. Quando una pianta viene attaccata da insetti o parassiti, rilascia nell'aria delle sostanze chimiche che avvisano le piante vicine del pericolo. Ad esempio, alcuni alberi di acacia africani, quando vengono brucati dalle giraffe, emettono etilene, un gas che allerta gli altri alberi circostanti, spingendoli a produrre più tannini nelle foglie, rendendole tossiche per gli erbivori. Attraverso il sottosuolo. Sottoterra, le radici delle piante sono connesse da reti di funghi micorrizici, che trasportano nutrienti, ma anche informazioni. Questa rete permette agli alberi più vecchi di nutrire quelli più giovani e di avvisare le piante vicine in caso di malattie o attacchi di insetti. Attraverso segnali elettrici. Alcune ricerche suggeriscono che le piante possano trasmettere impulsi elettrici simili ai segnali nervosi degli animali, per coordinare le loro risposte agli stimoli ambientali. La grande domanda è: questa forma di comunicazione può essere considerata una forma di intelligenza? Gli scienziati non sono ancora d'accordo. Alcuni ritengono che le piante non abbiano un cervello, quindi non possono essere considerate intelligenti nel senso tradizionale. Altri, come il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, sostengono che abbiano un'intelligenza distribuita, simile a un grande organismo collettivo. Quello che è certo è che le piante sono molto più complesse di quanto pensassimo e che stanno riscrivendo il nostro concetto di vita e comunicazione sulla Terra. Forse la prossima volta che passeggi in un bosco saprai di non essere poi così solo. Cambiare lavoro a 50 anni, una sfida o un'opportunità?
Nel mercato del lavoro di oggi, caratterizzato da una crescente flessibilità e da un'evoluzione costante, cambiare lavoro a 50 anni non è più un'eccezione, ma una realtà sempre più diffusa. Molte persone, soprattutto donne, si trovano a dover ripensare la propria carriera, sia per necessità economiche, sia per la crescente incertezza pensionistica. Secondo recenti studi, l'aspettativa di vita più lunga e le riforme previdenziali rendono sempre più necessario lavorare oltre i 50 anni, talvolta reinventandosi completamente. Ma quali sono le strategie migliori per affrontare questa transizione? Su quali settori puntare e soprattutto come valorizzare le competenze maturate nel tempo? Il primo passo per affrontare un cambiamento lavorativo è individuare i campi su cui puntare. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non esistono settori preclusi agli over 50, anzi, l'esperienza e le competenze acquisite possono rappresentare una risorsa preziosa. Tra i settori più richiesti per questa fascia di età troviamo tecnologia e innovazione, quindi la capacità di risolvere problemi e di pensare in modo strategico è molto apprezzata, anche i ruoli non tecnici come la gestione di progetti o la consulenza IT. Educazione e formazione. L'esperienza è altamente valorizzata sia nell'insegnamento tradizionale sia nei corsi di formazione aziendale e professionale, sanità e assistenza sociale. Ruoli di supporto e coordinamento, coaching e counseling possono essere adatti a chi desidera lavorare nel settore del benessere e della cura. Sostenibilità e green economy. Le nuove normative e l'attenzione crescente verso l'ambiente stanno creando nuove opportunità professionali. E poi marketing e turismo. Ampie possibilità per chi desidera lavorare in modo autonomo o specializzarsi in nicchie di mercato. Non sempre cambiare lavoro significa intraprendere una carriera completamente diversa. Spesso si tratta di adattare le conoscenze esistenti a nuovi contesti. Alcuni mestieri sempre più richiesti e in cui è possibile reinventarsi includono il personal chef o il cuoco a domicilio, un'attività sempre più in voga grazie all'interesse crescente per la cucina salutare e personalizzata. E poi il cake designer, una professione creativa in forte crescita grazie alla domanda di dolci personalizzati per eventi. E poi l'agricoltura, agricoltore biologico o coltivatore urbano. Il ritorno alla terra sta diventando una scelta sempre più diffusa, soprattutto in un'ottica di sostenibilità. Anche molte professioni manuali stanno trovando una nuova vita grazie alla crescente domanda di prodotti e servizi artigianali, offrendo opportunità a chi desidera lavorare con le proprie mani. Le competenze maturate nel tempo, come la capacità di problem solving, la gestione del tempo e delle risorse, la leadership e la resilienza, sono asset fondamentali per qualunque settore. Un bilancio delle competenze aiuta a individuare le abilità ancora spendibili e a comprendere quali siano da migliorare con formazione mirata. Questo processo consente di acquisire maggiore consapevolezza del proprio valore e di presentarsi con maggiore sicurezza sul mercato del lavoro. Acquisire competenze informatiche, frequentare corsi di digital marketing o specializzarsi in settori in espansione può fare la differenza. Esistono piattaforme online che offrono corsi certificati come Coursera, Udemy e LinkedIn Learning che permettono di aggiornarsi in modo flessibile. Oltre alle competenze tecniche, le aziende oggi ricercano sempre più le cosiddette soft skills. Flessibilità, capacità di lavorare in team, organizzazione, adattamento e voglia di imparare sono elementi chiave per chi vuole rimettersi in gioco seriamente. Un altro aspetto cruciale nella ricerca di un nuovo lavoro è il networking, partecipare a eventi del settore, iscriversi a gruppi professionali su LinkedIn e mantenere i contatti con ex colleghi può aprire nuove opportunità. Curare la propria presenza online è sempre più importante. Un bel profilo LinkedIn aggiornato, un portfolio online o un blog professionale possono fare la differenza nel dimostrare la propria esperienza e competenza. Per molti over 50 l'idea di lavorare in proprio rappresenta una soluzione interessante. Aprire un'attività di consulenza, un negozio online, offrire servizi personalizzati può essere un modo per sfruttare le competenze maturate negli anni in modo indipendente. Quindi cambiare lavoro dopo i 50 anni può essere una sfida, ma anche un'opportunità di crescita e realizzazione personale. L'importante è non fermarsi e sfruttare al meglio le proprie potenzialità. Investire nel proprio sviluppo professionale, mantenere una mentalità aperta e costruire relazioni significative sono gli strumenti chiave per affrontare con successo questa fase della vita lavorativa.
Ed eccoci arrivati alla conclusione di questa puntata. Abbiamo parlato del potere dell'assertività, del microbiota intestinale, un universo dentro di noi, di resilienza, del piacere di rallentare con un viaggio e poi cambiare lavoro dopo i 50 anni, un'opportunità di crescita. Nei nostri servizi abbiamo approfondito l'insonnia e i consigli per dormire meglio e quanto ne sappiamo dell'intelligenza delle piante. Ringrazio di cuore il nostro ospite, Marco Cesati Cassin. Continuate a seguirci, la prossima settimana avremo altre notizie e approfondimenti dedicati al benessere, alla crescita personale, all'evoluzione e altri ospiti. Il benessere e soprattutto la scoperta di noi stessi sono un viaggio. Facciamoli insieme per un mondo più consapevole e solidale. Vi auguro una settimana di crescita e armonia e fino alla prossima amate sempre, restate centrati e vivete con un altro stile per dare forma a un nuovo benessere. State bene e grazie.